con Pilar. Ilaria, hai passato un anno dalla tua ultima partecipazione a Musicultura. Cosa è cambiato professionalmente e anche artisticamente in questo anno? E innanzitutto è uscito un disco, per cui un mese fa. E quindi diciamo, sono contenta eh, insomma, che ci sia qualcosa finalmente, un punto, no? Una pubblicazione, quindi sono contenta. Quindi a livello diciamo così professionale sì, ci sono state delle cose belle, importanti sotto vari punti di vista, però forse la cosa più bella è aver raggiunto una sicurezza su alcune cose a livello compositivo, a livello proprio di direzione, perché comunque chi come me, in genere le persone molto versatili riescono ad arrivare a un punto più tardi di chi magari vuole fare, che ne so, metal e quindi sa che vuole fare quello. E invece il mio problema è che sì, spazio un po', diciamo, per non dire che la schizofrenia galoppa. E quindi niente, sono contenta di questo e andiamo avanti. Insomma, magari tra un anno canterò metal.